Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Ci stiamo avvicinando verso un nuovo fine settimana, quindi risulta interessante capire cosa accadrà. Inizierei subito con una mappa del suolo prevista per la giornata di venerdì, una mappa molto interessante perché al di là dell'alta pressione presente in pieno oceano con la lettera H, è significativa evidenziare una bassa pressione indicata con la lettera L presente in corrispondenza della Norvegia. Proprio in quella zona le linee sono molto ravvicinate tra esse, si tratta di venti molto intensi che spazzeranno via il nord Europa e poi scenderanno più verso est. Si tratta di una bassa pressione prevista a circa 970 ettopascal e in linea di massima a partire da quella bassa pressione e da quei venti che scenderà aria molto fredda sui settori orientali dell'Europa noi verremo appena sfiorati. Per quanto riguarda il tempo nel weekend, partiamo da sabato, possiamo vedere delle precipitazioni sulle Alpi di confine, qualcosetta su alcuni settori tirrenici sulla Sicilia. Domenica diciamo che ci sarà qualche fenomeno in più tra Liguria e parte dell'Appennino, il tutto condito da un calo delle temperature soprattutto in quota. Possiamo dire dunque che passata questa fase di tempo, da questa discesa di aria fredda, il tempo dovrebbe stabilizzarsi soprattutto per l'avvento dell'alta pressione che dovrebbe farci compagnia per gran parte della prossima settimana. Auguro a voi tutti un buon weekend, se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.